Missione compiuta, ha commentato l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di non impugnare la legge varata da Palazzo Ferrofini il 19 giugno sulle disposizioni in materia di ricettività turistica. Si tratta di una questione particolarmente sensibile per Venezia, tanto che la notizia è accolta con soddisfazione anche a Cafarsetti. Non si tratta di fare la guerra ai proprietari e ai gestori degli alloggi, ha commentato Caner, ma di sottoporre un'attività per troppo tempo rimasta incontrollata al rispetto di principi che finalmente la disciplinino. Il problema della locazione turistica abusiva era già stato sollevato a livello ministeriale dal Comune di Venezia nel 2017 e le cronache si riempiono periodicamente di controlli che denunciano l'alloggiamento di turisti nei luoghi più disparati e ovviamente senza autorizzazioni. Ma le dirò che va fatto un controllo anche severo anche sulle case altre, se mi lascia. Io non lancio accuse, però un controllo severo. Vedo qualche porta con un sacco di nomi e non mi tornano i conti, non importa, e controlleremo dappertutto, visto e considerato che prima vengono i cittadini e poi vengono quelli che vogliono fare business sulla testa dei cittadini. Prima vengono i cittadini. A me spiace che qualcuno si sia arrabbiato, ma di solito i politici non fanno queste leggi. Se l'ho fatta vuol dire che lo faccio per il bene dei cittadini. Tra qualche anno qualcuno mi dirà aveva ragione. A Venezia l'aumento delle locazioni turistiche contribuisce anche a quel processo di erosione della popolazione residente che viene contrastato proprio con una disponibilità di appartamenti di edilizia pubblica che conta numeri tra i più alti in Italia, e proprio sulle preoccupazioni che ha generato in alcuni affittuari la riforma Ater il presidente Zaia torna ancora una volta a rassicurare. Non abbiamo fatto questa legge per fare delle angherie o fare dei dispetti a qualcuno, però è pur vero che con 14.000 persone che ci chiedono una casa Ater e sono senza reddito, è bene che si metta un po' in ordine quello che abbiamo. Allora, i cittadini non debbono temere, abbiamo fatto una delibera, quindi possono recarsi a Ater, dalle loro Ater, e chiedere lumi e informazioni rispetto agli aumenti di affitti, però è pur vero che a volte sento dire mi hanno decuplicato l'affitto, poi vado a vedere da 10 euro si passa a 100 euro. E poi magari vedi che sono 70-80 metri quadrati, oppure verifichi sono 250 metri quadrati, sto parlando di tutti i casi reali, oppure verifichi trovi 350, 780, 1 milione di euro in banca. Io penso che se le case Ater debbano essere per i poveri o per coloro che non ce la fanno, è bene che sia così.